Oggi ho riscavato tra i miei vecchi giochi, videogiochi di scacchi, questo qui che si chiama Kasparov Chessmate. Secondo me è uno dei più semplici ma allo stesso tempo anche dei più efficaci. Allora, se andiamo a vedere sul menu abbiamo l'opzione di giocare, di caricare una partita, di rivederla, di creare un profilo, di sistemare le varie opzioni. Abbiamo anche il training. A questo punto possiamo scegliere se imparare le regole del gioco, le strategie, meglio il gioco finale, i trucchi e le tattiche, i problemi da risolvere, oppure a destra le aperture. Ovviamente spiegato in inglese, per esempio difesa siciliana, apriamo e abbiamo sulla destra le mosse che portano alla difesa siciliana. A questo punto possiamo far scorrere queste mosse e vedere come si gioca la difesa siciliana. Veramente ben fatto come giochino. Inoltre la grafica è discreta. Dopo vedremo anche l'opzione di mettere la scacchiera in 3D. Quindi ritorniamo al menu, andiamo a giocare, play game. Abbiamo possibilità di giocare localmente, online oppure nel chess club di Kasparov, ovviamente sempre all'interno del videogioco. Nel locale possiamo decidere di giocare contro noi stessi o contro il computer e in quel caso andare a selezionare la difficoltà. Qui abbiamo di fianco il punteggio Elo 2050 e arriva questo programma fino a 2003, quindi a livello di un maestro FIDE. Si imposta il tempo, tutte le varie cose e alla fine si gioca. Possiamo andare sul menu e selezionare Change Appearance, scusate la pessima pronuncia dell'inglese, mettiamo 3D e abbiamo questa bella visuale della scacchiera, secondo me veramente molto carina. Oppure abbiamo questa possibilità della scacchiera in 3D in questo modo, in bianco e nero, oppure abbiamo il set di scacchi moderno, molto carino anche questo. Ok, ritorniamo diciamo alla normalità, anzi possiamo lasciarlo anche così e andiamo al menu. Andiamo ora alla Kasparov Chess Club e questo è veramente molto bella come cosa. Abbiamo la possibilità di partecipare diciamo al club come membri. A questo punto noi siamo all'inizio di questa strada. Una volta battuto un certo numero di avversari ovviamente della CPU, riceviamo la coppa di bronzo. Una volta battuti un certo numero di avversari che saranno sempre più difficili da battere, abbiamo quella d'argento e infine arriviamo a quella d'oro, dove all'ultimo gradino c'è da battere Kasparov. Ovviamente è inutile dirti che io ero arrivato proprio qui e non riuscivo a sconfiggere diciamo l'ultimo, il boss finale che sarebbe Kasparov. A questo punto puoi scegliere di giocare contro uno di questi giocatori e c'è una piccola descrizione sul loro gioco. Qui adesso non è che me ne intendo molto di inglese, però per esempio ama il club eccetera. Anche qui Neil è insegnante di football eccetera, tutte cose così. Qui hai il tuo sondaggio di partite vinte e partite perse e poi puoi iniziare la tua strada. Veramente un giochino molto interessante che non costa molto e che puoi veramente divertirti a giocare sia in modo locale sia online con gli altri utenti.